Tra ville rinascimentali immerse nel verde, laboratori per bambini e passeggiate guidate alla scoperta della fauna selvatica, il Veneto si prepara a celebrare la giornata mondiale della biodiversità venerdì 22 maggio e lo fa con un weekend speciale firmato FAI, Fondo per l'ambiente italiano. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 tornano infatti le camminate nella biodiversità, il grande evento nazionale promosso dal FAI nell'ambito della campagna #FAI Biodiversità. Un viaggio lento e consapevole fra natura, paesaggio e patrimonio culturale, pensato per grandi e piccoli con un ricco calendario di attività e visite imperdibili in luoghi straordinari, in compagnia di biologi, zoologi, botanici, guardie parco, guide naturalistiche, giardinieri, ornitologi e apicoltori, a cui si aggiungono oltre 100 iniziative organizzate dalla rete di volontari delle delegazioni del FAI. In Veneto il cuore delle iniziative batterà fra i Colli Euganei, nella splendida Villa dei Vescovi, autentico gioiello del Rinascimento, immerso in uno dei paesaggi più affascinanti della regione. Qui, domenica 24 maggio, andrà in scena Selvatica, una giornata interamente dedicata alla scoperta del mondo animale non addomesticato. 2 visite guidate speciali in programma alle 11 e alle 15 e realizzate in collaborazione col Corpo dei Carabinieri Forestali accompagneranno il pubblico fra gli spazi verdi della villa, dentro e fuori le mura, alla scoperta della biodiversità vegetale e animale che abita questo straordinario angolo dei Colli Euganei. Ma non sarà soltanto una passeggiata nella natura. Villa dei Vescovi si trasformerà infatti per un giorno anche in un laboratorio a cielo aperto. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 spazio a letture a tema, attività didattiche e a una speciale caccia al tesoro dedicata ai più piccoli, inclusa nel biglietto d'ingresso. Un'esperienza immersiva che unirà cultura, ambiente e intrattenimento. I visitatori potranno infatti approfondire il tema della biodiversità anche attraverso Un ambiente per l'ambiente, la suggestiva video installazione narrata dalla voce di Marco Paolini e dedicata al rapporto profondo fra uomo, paesaggio e natura. E per chi desidera completare il viaggio nella bellezza sarà possibile visitare liberamente gli interni affrescati della villa cinquecentesca, capolavoro del pittore fiammingo Lambert Sustris, grazie ad un'audioguida attivabile tramite QR code. Giunte alla loro 4ª edizione, le camminate nella biodiversità invitano grandi e piccoli ad un viaggio lento e consapevole fra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, saline, boschi e zone umide, per scoprire e riscoprire la straordinaria varietà di habitat e le specie animali e vegetali che rendono unico il nostro paese, diffondendo così una cultura della natura e favorendo buone pratiche per tutelare un patrimonio oggi fortemente minacciato. Un fine settimana diventa così occasione per riscoprire il valore della biodiversità attraverso esperienze concrete, emozionanti e accessibili a tutti, perché conoscere la natura è il primo passo per proteggerla. Calendario ed elenco completo di tutti gli eventi su www.faibiodiversità.it.